Pronto? Pronto? Sì, io sono Peppo. Voi chi siete? Da zona. A voi stavo aspettando. Ma che avete combinato io? Ma che avete combinato? Ma allora signora fatemi parlare perché sto con meno pazzo. Allora, voi già siete una situazione arrapazzata, ma ieri avete messo proprio da sopra. Ho, ca- ho capito che state valutando un rimborso, ma su quale basi lo state valutando questo rimborso? Cioè voi dovete parlare con Mastro Rosso e dovete dire che non sposta con la bocca e che parla bene e che valuta bene, perché questa volta andiamo a finire a chi sono io e chi sei tu e si rompono le giarrette. Allora, avete valutato per il rimborso tutte le emozioni che ci avete fatto perdere? Cioè, ma l'avete valutato? Ma forse signora, voi siete tifosi di un'altra squadra, forse voi di Spalletti, quel nome Spalletti non vi dice niente. Quando dico Osimhen, capiamo di cosa stiamo parlando, Anguissà, capisci la terminologia? Anguissà, cioè ma tutte e 300 feghe difese immunitarie abbassate, ma di che cosa stiamo parlando? A messaggio di colesterolo, trigliceride ambannate, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè mi avete fatto scredare le mie bimbette, mi avete fatto scredare le mie bimbe, ha girato un look che facevano cioè Osimhen, allora ho bestemmiato Bill Gates e che ha inventato su cazzo internet. Signora, ho capito, però io vorrei dirvi, di dire al vostro mastro, questo di Dazzon che ha fatto squarcione, ma ha fatto tutta la Serie A, quando andata questa Serie A? Cioè, ma dopo questa smangiassata, ha pensato poi di chiamare pure a qualche tecnica, a qualcuno pratico che fatica il logotinta e che vede, insomma, che conosce l'ABC. Voi siete proprio rovinati, ma voi siete proprio inguaiati, ma perché, scusatemi, mi permetto di darvi un consiglio, non chiamate Sky, ci dite pure scusa e apparate questa situazione. Mi mette pure io per lo mezzo, non lo so, come mi fa a mettere la gente mia, cioè che mi fa? Ma io che vi devo dire? Cioè, l'importante però è che non ci interrompete le emozioni, poi fate quello che volete voi, perché veramente vedete come ve lo dico, signor Tazzon, signorina, che siete voi a nipote, si rompono le giarrette e mi mandatemi sul rimborso.